Va ora in onda Potere al Popolo. 4 minuti dopo le 11 si ritorna in studio Sammy Varin, ancora il buon mattino, seconda parte della nostra controinformazione. Che ansia, tra poco parliamo di ansia con una cantautrice che si chiama Alice Stocchino, che ha fatto proprio un pezzo dedicato all'ansia. Prima però, che ansia, l'apertura del Corriere, si parla ancora una volta del femminicidio di Pamela, il killer la colpiva al volto, poi le 24 coltellate, Pamela era in ginocchio. 30 minuti di terrore sotto gli occhi dei vicini. E voi non avere ansia dopo aver letto queste cose. Subito sotto però la manovra, che ci mette meno ansia perché arrivano delle buone notizie. IRPEF e flat tax sugli aumenti di stipendio. Quanti euro in più in busta paga? Sì, il Corriere già ci fa tutti i calcoletti che non capiamo niente ma siamo contenti. Novità: ISE, pensioni, bonus mamma. Il passaggio dello scaglione IRPEF va dal 35 al 33% per i redditi tra i 28.000 e i 50.000 euro lordi. Sul lavoro è previsto lo stanziamento di 2 miliardi per il 2026 al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita. Cosa significa? Te lo spiega il Corriere. Vediamo su Repubblica. Da Pescara una striscia rossa: si sprigiona ammoniaca in un liceo, malori tra studenti e docenti, evacuata tutta la scuola. Anche su Repubblica, sempre le buste paga, le pensioni, il taglio dell'IRPEF, i bonus, tutte le misure. Ma delusione tredicesima: sfumano agevolazioni e detassazione. Torneremo su questo ed altro. Ora andiamo in Parlamento. Qui Parlamento. Grazie Presidente, Ministro, colleghi. Questo è un provvedimento che ha visto la prima commissione, ma non solo, lavorare assiduamente in mezzo ad altri provvedimenti, altre urgenze. Sappiamo bene che poi quando arriva un decreto bisogna rallentare sul disegno di legge per poi riprendere, però è stato un lavoro importante fatto con l'aiuto dei ministeri. In particolare ovviamente il ringraziamento va al Ministro Zangrillo e al Ministro Casellati, che anche se non è presente oggi so che ci tiene molto a questo provvedimento, ma è stato un lavoro condiviso anche con tantissimi colleghi delle altre commissioni, perché come ha detto bene il collega senatore Giorgis in discussione, è vero, noi non siamo in prima commissione tuttologi, anche se spesso e volentieri ci arrivano dei provvedimenti molto, molto complessi e variegati, per usare un eufemismo, però abbiamo avuto il supporto dei nostri colleghi che sono esperti invece delle materie, di tante delle materie che sono state trattate, che sono state inserite in questo provvedimento e di cui si è discusso questa mattina, quindi non entrerò nel dettaglio. I colleghi Bergesio, Murelli e Presidente Romeo hanno già fatto una carrellata molto interessante di alcuni provvedimenti che stanno a cuore alla Lega. Sappiamo che da 32 articoli sono diventati 72, quindi sono oltre che raddoppiati, e il lavoro incredibile che è stato fatto anche dal qui presente relatore Costanzo Della Porta, perché devo dire che lavorare un anno su questo provvedimento non è stato per lui facile, anche perché se è vero che da una parte viene vissuto come critica dalle opposizioni il fatto che in questo provvedimento già è nato molto eterogeneo e lo è diventato ancora di più con la fase emendativa, il risvolto positivo, guardandola da un altro punto di vista, è proprio che si attendeva probabilmente un provvedimento del genere per riuscire a inserire una serie di modifiche normative dalla parte semplificazione alla parte digitalizzazione, che purtroppo, e credo che su questo siamo tutti d'accordo qui dentro, non riusciamo a fare con dei disegni di legge puntuali, perché non ci sono i tempi, perché lavoriamo su tantissimi provvedimenti, soprattutto in prima commissione, e infatti all'interno di questo disegno di legge governativo sono state inserite anche attraverso emendamenti proprio delle questioni che stiamo cercando di risolvere da tempo, da anni o da mesi. Penso per esempio, ne parlava stamattina il collega Bergesio, sulla questione agricoltura, i voucher per il lavoro occasionale in agricoltura, che sì, è vero,
non servirebbero solo in agricoltura, però non è stato semplice neanche arrivare a questo risultato, come la questione che magari per qualcuno è settoriale, però che stiamo cercando di risolvere da tempo, dell'immissione delle specie non autoctone di pesci per garantire comunque la pesca sportiva nei bacini e quant'altro. Sono questioni molto settoriali, ma che non dovrebbe forse essere così difficile risolvere, che adesso abbiamo inserito in questo DDL. Il percorso ovviamente della semplificazione, della digitalizzazione è un percorso che lo sappiamo, l'abbiamo detto tutti qui oggi, va verso la modernizzazione dell'amministrazione pubblica. Purtroppo ci sono ancora dei settori di questo paese che ci fanno pensare alle 12 fatiche di Asterix, quindi quella corsa fra un ufficio e l'altro, dove per avere un documento te ne serve un altro, ma che non puoi avere se non hai quello che ti serviva prima, quindi diventa un circolo vizioso e purtroppo i nostri cittadini, le nostre imprese hanno ancora a che fare con queste problematiche e pian piano stiamo cercando non di risolvere tutti i problemi una volta sola, ma di migliorare la situazione, perché digitalizzare, semplificare significa ovviamente avere meno burocrazia, meno code, meno carta, ma soprattutto avere più tempo da dedicare alla propria attività e più tempo da dedicare alla vita privata, quindi alla famiglia e ai propri affetti. Quindi non sono delle questioni totalmente scollegate con quella che è la vita anche dei cittadini privati, che magari non hanno a che fare con queste problematiche, con questa burocrazia, ma vivono in famiglie dove magari c'è un artigiano, un commerciante, un imprenditore che invece che metterci un mese per risolvere un problema, magari ci metterà 15 giorni, una settimana, qualche giorno. Quindi è la qualità della vita dei cittadini di questo paese che migliorerà pian piano, anche grazie a delle misure che sono state inserite in questo provvedimento. Quindi procedure più snelle per quanto riguarda la parte delle autorizzazioni per le imprese e i cittadini, chiarezza sui limiti dell'autotutela amministrativa per evitare anche gli eccessi di automatismo. Abbiamo l'importante delega al governo in materia ambientale, si è parlato bene questa mattina della questione dei fanghi di depurazione, semplificazione per la parte relativa alle normative sugli spettacoli dal vivo e anche per le attività culturali. E per quanto riguarda il settore agricolo, non solo la questione tanto cara alla Lega, che avevamo cercato di risolvere già col decreto mille proroghe, ma non ci eravamo riusciti, ma anche non solo i voucher sul lavoro stagionale, ma anche semplificazioni nel settore dei permessi, delle certificazioni, contratti, flussi di manodopera stagionale, riduzione dei tempi per il rilascio di autorizzazioni e digitalizzazione anche delle procedure per l'assunzione e la gestione del lavoro stagionale. E senza dimenticare una cosa fondamentale, l'interoperabilità fra i registri, in particolare fra registro imprese e registro del SUAP. Un tema importante che io vorrei ricondurre alla vita reale che ha passato di questo paese negli ultimi anni, quello delle farmacie. Quello che è stato inserito nel testo base e con gli emendamenti in questo provvedimento viene da anni, che sono stati gli anni più tragici del Covid, e io parlo da bergamasco ovviamente, in cui le farmacie sul territorio sono state un presidio fondamentale, e il fatto che abbiano potuto, fra mille difficoltà di PCM, decreti e quant'altro, garantire anche i servizi fino ad arrivare ai tamponi che servivano poi per i cittadini nella vita quotidiana, è stato importante. Quindi quello che è stato inserito in questo provvedimento è anche il risultato di quello che le farmacie hanno fatto, correndo gravi rischi, perché il personale delle farmacie ha corso dei gravissimi rischi in quel periodo e non ha mai abbandonato i cittadini dei loro comuni, anche i più piccoli. Quindi più servizi erogabili, l'ha spiegato bene anche la collega Murelli questa mattina, che ha inserito appunto un emendamento che riguarda la diagnosi precoce dell'epatite C con test diagnostici, ma non solo, la possibilità di vendere anche dispositivi medici, eseguire prestazioni analitiche di prima istanza, somministrazione di più vaccini rispetto a quelli previsti a ragazzi di più di 12 anni e un monitoraggio terapeutico che può essere garantito per le malattie croniche.
Io ovviamente non voglio entrare nel merito di tutta un'altra serie di misure, ne hanno parlato i colleghi di tutti i partiti, ma vorrei tornare su un tema che è stato citato poco fa, che è quello che è un tema che non fa piacere trattare a nessuno, ma è un tema importante perché è una parte importante di questo paese, che è quello delle imprese funebri. Io ringrazio i ministeri, ringrazio anche i colleghi di Forza Italia, perché abbiamo cercato, viste anche le richieste che sono arrivate al territorio, di migliorare il testo relativo alla riforma del servizio di cremazione, perché, scusate, no, non so, cioè, no, ma andate pure avanti, cioè, quando volete io vado avanti. Grazie. Ricordo che c'è un settore fondamentale di questo paese che a tutti purtroppo prima o poi serve nella vita, che sta anche rischiando di vedersi soppiantato da una serie di servizi esterni, diciamo fondi finanziari, soprattutto esteri, che stanno cercando di prendere il posto delle nostre imprese familiari. Quindi quello che noi abbiamo, funebri familiari, nel senso che sono radicati sui nostri territori, sono un presidio importantissimo per i nostri territori. Quindi io mi auguro che da oggi, visto che non siamo tuttologi, ma siamo riusciti a approfondire anche questo tema, si ponga una grande attenzione anche sul settore delle imprese funebri. Io chiudo ringraziando ovviamente ancora per la disponibilità il Ministro e tutti i ministeri che hanno collaborato, e mi auguro che questo provvedimento serva ancora di più ai nostri cittadini per avere ancora più fiducia nei confronti della pubblica amministrazione e alle nostre imprese a vivere meglio e avere una migliore qualità del lavoro dei loro dipendenti, del lavoro familiare, e che la pubblica amministrazione non venga più percepita come un elefante, ma come un alleato della crescita di questo paese. Quindi dichiaro ovviamente il voto favorevole del gruppo Lega. Grazie. Grazie. Qui Parlamento. Uno, il piano è preciso. 2, diretto e conciso. 3, mi sembra funzioni. 4, è solo l'inizio. 5, un altro respiro. 6, ecco un altro bivio. 7, si ferma la mente. 8, non funziona niente. 9, non crollo emotivo. 10, mi ritrovo a terra. Meno nel piano ora sveglio. È piena la testa e dentro sento solo rabbia. Ma metto le cuffie e mi passa. Dirò non ho niente se rido. Sorrido e mi unido. E quando poi l'ansia mi chiamerà, mi sveglierà dicendo prendi i fiori di Bach. Stato l'allerta, è un'incoerenza. Mi dico di star bene, ma lo stomaco mi stressa. Stato l'allerta, è convivenza, ma seguo il tuo consiglio, l'importante è respirare. Mi trovo a sognare, a parlare con tutti i miei mostri che mi fanno il tifo. Sono di nuovo le 3, sento il petto che scoppia, si stringe, mi sento uno schifo. Ho frenato la lingua così tante volte per non far scoppiare una guerra mondiale. Li farei male, allora sto zitta, mi chiudo a chiave, piango allo specchio da non entrare. E quando poi l'ansia mi chiamerà, mi sveglierà dicendo prendi i fiori di Bach. Stato l'allerta, è un'incoerenza, mi dico di star bene, ma lo stomaco mi stressa. Stato l'allerta, è convivenza, ma seguo il tuo consiglio, l'importante è respirare. Troppi discorsi trascorsi da cui avrei voluto sparire. Dopo la calma c'è sempre tempesta, la riesci a sentire. E quando poi l'ansia mi chiamerà, mi sveglierà dicendo hai preso i fiori di Bach. Stato d'allerta, è un'incoerenza, mi dico di star bene, ma lo stomaco mi stressa. Stato d'allerta, è convivenza, ma seguo il tuo consiglio, l'importante è respirare.
Ho preso i fiori di Bach, però ho preso anche le bacche di goji. Dici che ho fatto un casino. Stato d'allerta, signori! Che ansia che mette questo pezzo di Alice Stocchino, che abbiamo con noi. Ciao! Ciao, eccoci. Ciao a Oh, tutti. ci voleva, ragazzi, non ditemi che non siete ansiosi, signori. Questa canzone Stato d'allerta mette ansia, ma ci fa pensare anche su quanto ci accade ogni giorno e guarda caso ho sbirciato su internet, ho scoperto che qui a Milano più di un giovane su 3 convive ogni giorno con l'ansia e non è solo una sensazione passeggera, è una condizione che attraversa intere generazioni sempre più schiacciate da incertezza, precarietà, un futuro che sembra sfuggire loro di mano. Secondo i dati dell'Osservatorio Sanità di Unisalute, il 36% degli under 40 mette l'ansia al primo posto tra le emozioni provate negli ultimi 12 mesi. E signori, vi dico una cosa che non sapete, anche Alice Stocchino è ansiosa, è vero? Esatto. Esatto, è proprio vero. Sono una persona molto ansiosa. Magari uno non lo direbbe quando mi vede sul palco, ma poi nella vita di tutti i giorni sono una persona che convive appunto con l'ansia. Ma guarda che anche noi, ma anche il regista Simone lì, ma si vede Tutti che è ansioso. quanti, tutti Poi, quanti. ma cerchi, allora, poi ognuno la traduce in un qualche modo, e chi la considera assolutamente nemica e quindi la deve combattere, allora prendi questa, quell'altra medicina, eccetera, e chi la giudica invece una cosa positiva perché comunque ti permette di fare un po' più attenzione a quello che fai. Poi sbagliamo, facciamo cazzate ugualmente, però l'ansia ci può servire. Alice, spiegami un attimo, tu hai dedicato proprio questa canzone Stato d'allerta a questa tua condizione, ti sei messa un po' a nudo dicendo una roba che raramente una persona racconta, poi un artista ti immagini. Come mai questa esigenza? Allora, l'esigenza nasce dal fatto che all'inizio, diciamo, io ho sempre visto l'ansia come una nemica. Invece, grazie a questo brano, lavorando molto su me stessa, ho capito che l'ansia in realtà è solamente un segnale della paura. E io credo fermamente che le cose che ci fanno più paura sono proprio quelle che dovremmo fare, che dovremmo scegliere di fare. E quindi l'ansia in realtà è solamente un allarme, ma è un allarme positivo che ci prepara a qualcosa, ci dà l'indicazione di una strada. Hai capito? Hai capito? Quindi, cari ansiosi all'ascolto, non preoccupatevi, ma sì, ci indica la strada, ci mette sul chi va là e magari, giustamente, come dici nella canzone, prima di fare una cosa, conti. Fino a quanto conti tu? Fino a 10, ma se serve anche 20, 30, insomma, dipende dalle esigenze di ciascuno di noi. Non troppo però, perché sennò dopo uno diventa un ignavo e sta lì, dice... Esatto, boh. esatto, vero. Alice Stocchino, da Roma, cantautrice e bassista, anima rock metal, ma sei cresciuta anche a Mozart e Beethoven, vivendo in una famiglia di musicisti, hai ricevuto un bel imprinting dal punto di vista musicale. Sì, assolutamente. Ho potuto conoscere davvero tantissimi generi musicali e in qualche modo riesco sempre a unirli a volte nelle mie canzoni. Quindi cerco di creare sempre un rock e un metal che sia molto sinfonico, a volte anche sul mondo del prog, però unisce anche tanta musica classica, ecco. E quindi insomma un invito ai nostri ascoltatori che sono piuttosto forti, abbiamo una generazione degli Anta che sono belli tosti e amano le cose vigorose, il caffè amaro deve essere. Signore e signori, questa... Anche io lo bevo molto amaro, lo Hai sai, visto? quindi è Hai visto? perfetto. Vedi, dopo c'ha ansia, no? Però voglio caffè amaro, voglio caffè amaro. Alice Stocchino fa per voi, signori. Scommetto che non la conoscevate perché ascoltate troppo Radio Italia, Radio DJ. Signori, dovete scegliere le radio alternative che mandano questi artisti indipendenti che parlano anche di voi, perché sono più genuini, perché sono più veri, perché sono un pochino più coi piedi a terra, ecco, di altri che cantano chissà che cosa e facciamo pubblicità all'Enel, ma sì, tanto
tanto siamo rivoluzionari. Alice Stocchino, dove ti troviamo? Dove possiamo scaricare la tua musica? Dove possiamo vedere? Beh, io non l'ho mica visto, ma non, mi pare che non ci sia ancora. Qui ci vorrebbe anche un video per stato d'allerta, dai, non ci stai facendo un pensierino? Sono d'accordo, ci sto facendo un pensierino, però datemi tempo. Nel frattempo sto lavorando a tantissimi altri brani, tantissime altre novità. Quindi per scoprirle tutte potete seguirmi su tutti i canali social, quindi Instagram, TikTok, Spotify, YouTube e Facebook, sempre con il nome Alice Stocchino. Non potete sbagliare. E allora c'è solo lei, però datele tempo, contate almeno fino a 10 prima di cercarla, ok? Grazie Alice, ci hai dato modo di parlare di un problemino che abbiamo un po' tutti, ma si può superare anche grazie alla musica e perché no, proprio alla tua musica, quella di Alice Stocchino. Buon lavoro, alla prossima! Grazie a voi, ciao! Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Vedi, il Sammy Varin che fa anche cultura, cosa pensavi? Solo sciocchezze? Beh, leggendo i quotidiani oggi molto spesso ti devi fermare a queste cose. Appuntamenti da non scordare, targati Lega, siorri. E allora, sul territorio, un bel presidio contro lo spaccio, stop al degrado, questo venerdì, domani 17 ottobre alle 14:30 a Torino, Corso Vercelli 12, una bella zonetta, Giardino Madre Teresa di Calcutta. Arriva Silvia Sardone, europarlamentare, vice segretario della Lega. Ci sentite a Torino? Stop spaccio, stop degrado. Domani, venerdì 17 ottobre, ore 14:30, Corso Vercelli 12 presso il Giardino Madre Teresa di Calcutta. Sempre domani, invece, a Cagliari, salutiamo gli amici della Sardegna che ci ascoltano splendidamente a Cagliari con la radio DAB. Ricordate che tutte le radio comprate negli ultimi anni contengono anche la banda DAB. Schiacciate DAB, fate l'autosintonizzazione e poi cercate, siamo tutti in ordine alfabetico come in TV, Radio Libertà. A Cagliari si ascolta splendidamente e proprio domani, 17 ottobre, alle 11 del mattino, l'Associazione Culturale Stati Uniti d'Italia presenta La Costituzione spiegata male, capita bene, con il senatore Manuel Vescovi della Lega. Se siete in zona Cagliari, domani ore 11, IC statale Pirri 1, Pirri 2, via dei Partigiani 1, Pirri, Cagliari. Una bella idea per capire qualcosa di più della nostra Costituzione. Sembra facile, ma poi sai, c'è quella che si può toccare e quella immateriale invece. Apparizioni, sparizioni. Serata appunto Lega, signori. Oggi è giovedì 16 ottobre e questa sera a Milano, in via Vespri Siciliani 12, ci si ritrova per parlare di Milano, perché Milano ha bisogno di visione, energia, partecipazione. Una serata organizzata dedicata per chi vuole essere protagonista del cambiamento a Milano, per costruire insieme una squadra forte, definire le priorità, raccogliere idee e delineare le prime azioni concrete. Questa sera a Milano, via Vespri Siciliani numero 12, al punto Lega, ore 21. 19 ottobre, questa domenica, signori, festa della Lega a Cermenate, in provincia di Como, ma a 2 passi da Milano, da Varese, dalle 9:30 questa domenica il senatore Manfredi Potenti, responsabile Dipartimento Nazionale Tutela del Benessere degli Animali della Lega, vi porta il Lombard Dog, la sfilata dedicata a cani di razza e meticci. Dalle 9:30 del mattino, se avete un cagnolino, domenica 19 ottobre, via Montale, zona centro sportivo a Cermenate, in provincia di Como.
Sto per andarmene, me ne vado, oggi è giovedì, c'è la Lega Liguria, ma fatemi ricordare certamente la Soca Fest, e che cavolo è, la festa della zucca, ogni anno folleggiamo e anche quest'anno in preparazione, bisogna metterlo su un calendario, mercoledì 29 ottobre apre la Soca Fest di Palazzago in provincia di Bergamo, giovedì 30 ottobre aperta e anche il 1 novembre si parte a pranzo e si prosegue a cena. Domenica 2 novembre solo pranzo, la Soca Festa di Palazzago in provincia di Bergamo, area feste a 2 passi da Pontida, casoncelli, gnocchi e tortelli alla zucca, trofi al ragù, vellutata di zucca, grigliate di carne, arrosticini alla griglia, asino in umido, polenta taragna, la zucca al forno, signori, fateci un pensierino. E fate un pensierino anche a me, perché è una minaccia. Io ritorno domattina alle 7:30.